TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La premier Giorgia Meloni stamattina durante il suo incontro con la stampa ha annunciato la nomina a capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, DIS, del prefetto Vittorio Rizzi, residente a Mestre e già dirigente della Mobile di Venezia. Questo è il messaggio del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Al prefetto Rizzi, nominato al vertice del DIS, i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il Veneto ha avuto modo di conoscerne bene l'operato, avendo ricoperto per lungo tempo l'incarico di capo della squadra mobile di Venezia in un momento particolarmente complesso. Qui ha condotto indagini importanti, portando a compimento operazioni chiave contro il crimine informatico, il terrorismo, la malavita e il riciclaggio. Una scelta, quella del Consiglio dei Ministri, che condivido appieno e che, sono certo, il prefetto Rizzi saprà interpretare al meglio, forte di una solidissima esperienza in progetti investigativi internazionali e con l'intelligence. Ancora cronaca. Poco prima di Natale i carabinieri hanno arrestato nella flagranza di reato un 24enne italiano poiché presunto responsabile di estorsione. La vicenda trae origine dal furto di un telefono cellulare avvenuto lo scorso novembre ai danni di un cittadino veneziano che l'aveva lasciato per pochi secondi sul bancone di un ristorante del centro storico. Tuttavia, fin da subito il soggetto che aveva sottratto il telefono metteva in atto la cosiddetta tecnica del cavallo di ritorno, ovvero richiedeva la somma di 500 euro per la restituzione della refurtiva, denaro da consegnare in data e luogo prescelti dal presunto reo. La vittima si è rivolta immediatamente ai carabinieri, che hanno assistito all'appuntamento tra questi e il 24enne, ed una volta avvenuto lo scambio di denaro e telefono, sono intervenuti immediatamente bloccando il verosimile estorsore, che veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di estorsione. Vistosi convalidare l'arresto, il 24enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento. Aver approvato il bilancio di previsione a fine dicembre 2024 consente a buona parte degli uffici comunali di essere operativi con i vari progetti in cantiere fin dai primi giorni del 2025. L'assessore al bilancio del comune di Chioggia, avvocato Paola Orlando, sottolinea l'importanza del rispetto delle scadenze, ricordando alcuni dei passaggi chiave della presentazione del bilancio di previsione 2025-2027, avvenuta nel corso del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2024. L'assessore, in quell'occasione, ha illustrato gli impegni in programma per l'amministrazione comunale per i prossimi 3 anni e ha anche tirato le somme di parte dell'attività svolta, dalla ricognizione del canone unico patrimoniale ai proventi delle concessioni cimiteriali, solo per citarne alcuni. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Passiamo allo sport con il calcio, precisamente il calciomercato. Il Venezia Football Club comunica che l'attaccante Antonio Raimondo farà ritorno al Bologna Football Club 1909, società proprietaria del suo cartellino, concludendo anticipatamente il prestito concordato durante la sessione estiva di mercato. Arrivato in Laguna la scorsa estate, Raimondo, classe 2004, ha collezionato un totale di 10 presenze tra campionato e Coppa Italia. Buona fortuna Antonio, ha scritto in una nota ufficiale il club arancio-nero-verde. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.